Buongiorno Nane! Ma lei è a Roma, precisamente a San Pietro. Ciao, mi sposto poco, ma diciamo una volta ogni morte del Papa, dai. Ma fatalità, adesso è il momento giusto. Perché? Come perché? Hanno appena eletto il nuovo Papa. Scusi, ma lei non ha visto la fumata bianca? Sì, mi pareva che parlava di una fumata bianca, nera, ma alla fine dopo, chi sei chi ha scelto? Guardi, hanno eletto Robert Prevost. Ma perché fa quella faccia, scusi? No, pensavo, da prevosto a Papa, sto qua sì che ha fatto una bella carriera, Ecco, come sempre lei non ha capito molto, Però... Il nome del Papa è comunque Leone XIV. Ah, pensa che mio cugino, per fortuna che non aveva fatto il prete, con quello che beve diventava Papa Beone XIV. Ma che dice? Comunque questa volta sono stati abbastanza veloci nell'elezione, durante il conclave. Ah sì, perché di solito mi dito che discute animatamente, addirittura il sedà conclave Ma no, lei ha travisato tutto il significato. Il termine conclave deriva dal latino clavis, che significa chiave, nel senso che sono chiusi dentro la chiave. Comunque mi ho paura che anche i preti voglia far come la Ursula von der Leyen. Ecco, io ormai non la correggo più, si dice von der Leyen. Sì, quella là, insomma. Quella là cosa? Cosa c'entra la Chiesa con Ursula von der Leyen? Sì, perché i preti vogliono anche loro riarmarsi. Ma sta scherzando, spero. No, il mitra e i preti, scusa. Ma no, il mitra, la mitra, un paramento sacerdotale, che ne so, una sorta di cappello, ma che ha capito? No, ti deve fare il furbo, ti vuole fare come i femministe che cambia tutti i termini da maschili e fa diventare femminili. Sindaca, avvocata, muratura. Cosa c'entrano le femministe adesso? C'entrano perché per fortuna Papa si sa femminile e non può cambiare, resta Papa. Oh. Ma per favore sia serio almeno in queste occasioni. No, ma se è vero perché ho un amico perché ha sua moglie, donna devotissima, si chiama Lina. Se dovesse fare Papa donna, avrebbe già il nome pronto, Papa Lina. Per favore, non sia irriverente. No, però adesso ho un dubbio. Quale dubbio? Sentiamo. Ho paura che l'Europa non riconosca l'elezione del Papa. Quindi lei fa riferimento agli ultimi casi che ci sono stati. No. Ma perché l'Europa non dovrebbe accettare il Papa? Perché faccio riferimento al fatto che è stato eletto con una stufa e la stufa non è a norma con le regole ambientaliste. Se avesse in età il canon non avrebbe fatto le fumate nere. Ma che dice, roba da matti. Oh.